pazzesco. Qui dentro la gente fa di tutto, fra le tante cose fanno anche un po' di attività sportiva. Buongiorno, questa è Alla Catalla e adesso le vostre telefonate in diretta. No, per carità, c'è una telefonata però. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Infermiere. Che è successo? Mangia flebo. Oh, Marifabio, pronto, mare. Jonathan, non dirmi che ti sei fatto male. No, mare, no, io, mai, siamo qua a ospitare tutti gli amici, Che è successo, Jonathan? Siamo qua con Pippo Breccio di Ferro, Sì. mare, come visitare Pippo Breccio di Ferro, volevano storiare, perché c'ho Pussano con una mano di ferro, mare, c'ho Pussano. Effettivamente è un po' strano, l'ho visto anch'io. Magari non lo magic, mare, ci sono Luca e Andrea, Sì, ma non farmi stare in ansia, veniamo al dunque, che è successo? Mare, lì Camastici, mare, ricoverato. È sempre lui. Intossicazione da fumo, mare. Intossicazione. Cos'è chi combinava? Non ci posso credere, non ci posso credere. Ma ormai sta dormendo, se non c'aveva flebo ziccata, navi qualche quaccio, mare. Non so, Sta dormendo flebo, mare. E scommetto che non gli hanno dato un calmante, ma lui dorme. Completamente, ma quale calmante? C'è Natalia, anzi, mare, un po' di adrenalina. E ci ho converso. Cos'è chi combinava un paio di bestia? So facci ci rissa a casa. Sì, Marcello, chi si chiama Marcello? Sì, ecco, è bene insomma ogni tanto ricordarlo. Oh, Marcello, accendi il pilo. Ma due bestie, non è che capivo che domani la mattina di la follia Natale. Ha domato la follia Natale e su fumavo. No! Ora si era naturale che avevano comprato chissà c'è un avolo di chi che si chiamano da razza. Già è un problema. A me non male, insomma, sempre i prodotti della terra, tu capisci? Ci mancherebbe. Male, sempre erbe alla fine. C'è la resina però. Diciamo che si è fumato, vabbè, marito si è fumato di tutto, quale resina. Ma la follia Natale di plastica. No! Intossicavo, ci rivedo, è tossico. Praticamente c'avevi tutti i neuroni imbicati uno con l'altro con la plastica. Mamma mia, mamma mia. Tutte le plastiche con fumo. Mastice. Ma io ci ho consumata ieri, ma appena mutammo ospedali, chi stava occupando, ma a coppo ci vicino tutti gli esami, ma ci vicino l'analisi. A quando per tirare giù sangue, mare c'è una faccia andotto vottusa. Che impressione. Tu sangue levava, mare ci ho poco oculato, mare, come ti posso spiegare? Che impressione. Era verdino, mare, colore verdino, si è miscato, mare. Tipo mimetica dell'anato. C'è Giovanni, magari, mare, c'è Giovanni un cocci di sangue, mare, no cannabis, allucinante. C'è Giovanni un cocci di sangue. Cioè, analizzando. Allora, praticamente, sì. come arriviamo, ci vicino l'analisi, mare, io dissi, ma questo ragazzo è in stato vegetale. Vegetale. Ma sicurissimo, non è che è in coma, è in stato vegetale, perché ormai a posto del sangue c'ava linfa. Di quando Eva si è fumato c'ava linfa. Non ci lavi più sangue, mare, lì che mai dice, tu non sai. Io da mattina così fa la fotosintesi clorofiliana, mare. Come dici? Io non è male cacciare, non è che ci crescono i capiti, ci crescono i fogli da destra, mare. È allucinante, allucinante. Quindi... E c'ho i dottori giustamente dicono come è combinato, mare, pure chiamare a Piero Angela, mi fai spiegare qualche cosa, capisci? Io non potevo vedere Piero Angela perché è anziano, mandava a suo figlio, ma suo figlio ha cominciato, fatti di lontano, guarda, questa è una patologia esistente, con te semente, sai, mi conosci, avevi problemi, ma se potevo accusare, ma se non porare in mano, che va a fare? Ministro, metteteci gifo, sai che è gifo? Che cos'è un gifo? È quello che si mette in terrazzi dei gerani per farli ravvivare, mare, è una specie di ungimi liquido. Ma che c'entra? Quello è un affare, è un fertilizzante. Appunto, mare, è fertilizzante, ci stanno fanno i flebo con fertilizzante, ma che cosa? Anche ti pare che ci mettevano l'acqua fisiologica, chi c'è fare lì? Sostanza tossica su sostanza tossica. Stai scherzando? Una roba da macchina. Mare, per lavare ci sangue, c'è una fanna, c'è esplosione di acqua raggia, mare. Perché per lavare tutto d'occhio, un mare imbicuso che ci restavo di tutto il fumo della vita. Altro che Danacol. Allucinante, mare. Quali colesterolo? All'incamati c'è un polistirolo do sangue, mare, direttamente. E ci ho consumato. Comunque, mare, ormai siamo qua, mare. Praticamente c'è, mi conosci, mi sei lanciata? Sì. Cosa, mare, me lo so caito. Prego. Me lo so caito, mare. Me lo so caito, e da mi conosci che avevamo dei momenti di crisi, no? Bene. Siccome tu hai rullato un sacco di canni, perciò c'avevo io, mare, ormai che è impregnato di materiale, capisci? Cioè ogni tanto quando non c'avevo soldi ti sucavo tutto soito, capisci? Che schifo! E li facevo un direttezza, mare, a me non li conottavo, capisci? Che schifo! Vabbè, poi me lo so caito, c'è il pollice verde, va. C'è chi c'ha il sangue verde, in quel caso c'è il pollice verde. Il sangue blu, io c'è il pollice verde. Senti, ascolta, poi... E mi sono lanciato, mare, perché quelli che sono vogliati si può tornare a casa. Casa vogliati non si innalcettano, sono vogliati, te alla menta, te alla pesca, chi sono sti figliati? No, decisamente. A puntare cose interessanti. Senti, ma giusto perché io insomma sono una persona un po' apprensiva, puoi farmi sapere così in tempo reale
reale, magari sai qualche novità, non lo so, interroga un medico per esempio. Ma non è che siamo vicini al medico, perché non mi sono andata così normale, in mare, Sì. o mi sono vicini ai caddaio, Ma poverino. ma come metti in una stanza normale? I geni si impressionano, le cavazzi diceva lingua viola, mare, non è che è normale. Fa impressione quando sta bene, figuriamoci quando sta male. Ci ho poco consumato. Vabbè, comunque, mare, ci insomma. metti una canzone pido, mare, poi noi ci accondiamo, ci facciamo sentire in replica, ora è stato un meno. Va bene. Avanti, infermiere, ci arrangiamo sta flebo, Gliela mare. dedico volentieri. Ciao, dammi notizie comunque, teneteci informati per favore. Vabbè, ma non ti preoccupato, faccio sapere, mare. Buona giornata. Rulla Magic, Non si so mai, digli buon Natale, non si sa. Buon Natale. Ma ora con infermiere votato. Ma che cosa in questi momenti? Ma smettetela! I infermieri stanno mangiando. Pronto? Ma smettetela in ospedale, non si fanno queste Jonathan, non si fa!